finalmente è finita, nel senso è stato un percorso lungo, questo dimostra che all'interno di CIA c'è vivacità, ci sono idee, ci sono fermenti, quindi il fatto che oggi noi siamo arrivati ad esprimere la votazione anche con 2 candidati non è un elemento voglio dire negativo, ma un elemento che ci porta a pensare che l'associazione è viva, e quindi su questo mandato io devo tener conto di queste cose e comportarmi di conseguenza. Quali i capitoli principali del nuovo mandato, cioè dove interagire subito? Interagire immediatamente su quelle che sono le necessità primarie degli agricoltori, che sono legate a questa situazione di guerra, quindi il costo delle energie, il costo delle materie prime, e quindi intervenire immediatamente su questi aspetti. Dopodiché c'è tutta la programmazione futura che riguarda anche quello che è il ruolo che noi possiamo rivestire all'interno di questa sfida della transizione ecologica, e quindi rivalorizzare la figura dell'agricoltore, metterlo come perno centrale, ma non solo nei doveri, ma anche su quello che è i meriti che ha e quindi la redditività che gli deve essere riconosciuta.